E allora, cari cittadini di Udine, il prossimo appuntamento è il compleanno del Castello di Udine. Lo celebriamo in piazza Matteotti 18 alle ore 18 del giorno 18 luglio. Vi aspettiamo, uspetin, vespetemo. Allora, un nuovo appuntamento per la cittadinanza udinese, ma chiaramente non solo. Zaccaradis Cittadinis, l'abbiamo inaugurato oggi noi del Fogolar Civic in Galleria Italian Secret in piazza Matteotti, un'occasione di incontro della cittadinanza per parlare del rapporto tra passato e futuro. Oggi abbiamo parlato di Amarcord udinese, 12 luglio, il giorno dei Santi Ermacoro e Fortunato, i patroni religiosi della città. Il prossimo giovedì 18 luglio, compleanno convenzionale del Castello di Udine, perché il giorno della distruzione di Aquileia e quindi la leggenda ci rimanda alla edificazione del Colle Castellano Udinese, voluta, si vuole appunto da Attila. Ecco, l'occasione che ci porta a ragionare su quella leggenda della fondazione attilana di Udine, a ripensare a quell'origine e in base a quelle che sono le ultime scoperte che danno 3500 anni a quel manufatto, a quel tumulo, il tumulo più grande e più alto d'Europa. Ecco, attorno a questi dati andremo a riflettere e il titolo dell'occasione d'incontro sarà La tomba di Antenore. Noi pensiamo che là sotto ci sia Antenore, la figura epica, la figura mitica più importante della storia dell'Alto Adriatico. Ne parliamo insieme e questo forse apre nuove finestre sul futuro, ma anche certamente, ovviamente, partendo dal passato di questa nostra cara, amata città di Udine.